La perdita del gusto e dell'olfatto è uno dei primi campanelli d'allarme quando si sospetta di essere stati contagiati dal Covid. Ne è stato colpito oltre il 60% delle persone che si sono ammalate. Dopo un anno di studi, l'equipe del Dipartimento di Otorinolaringoiatria di Padova ha scoperto che è una conseguenza del Covid che fa fatica a passare. Quello che abbiamo visto e che si sta vedendo è che in realtà non è proprio come si ipotizzava all'inizio, che fosse una lesione transitoria, che fosse un sintomo transitorio, ma quello che si sta vedendo è che in realtà i pazienti poi nel tempo, e una percentuale non trascurabile che è circa del 20%, anche a distanza di 6 mesi, un anno, finora siamo arrivati a circa un anno nella valutazione di questi pazienti, mantengono un grado di compromissione della capacità olfattoria. Nel 7% dei casi, addirittura dopo un anno, permane l'anosmia, ovvero la mancanza completa di gusto e olfatto. Questi sono dati che si riferiscono alla popolazione del nord-est d'Italia, studiata grazie a test oggettivi. Il Covid infatti può lesionare i recettori nasali e orali o addirittura alterare il sistema nervoso centrale, da qui la perdita di gusto e olfatto, per cui ancora manca una terapia di cura. Un'altra cosa che si può fare, che è interessante, è la ginnastica olfattiva. Esiste questa ginnastica olfattiva che consta nel somministrare al paziente degli stimoli odorosi 2-4 volte al giorno per un periodo abbastanza prolungato di mesi, e questa sembra avere una certa efficacia. Otorinolaringoiatria a Padova è uno dei reparti che non ha mai smesso l'attività chirurgica nei mesi della pandemia. Purtroppo in Veneto i tumori testa-collo sono tra i più diffusi e colpiscono anche i più giovani. Spesso sono legati all'HPV, il papillomavirus. Per questo il 23 novembre è dedicata una giornata di prevenzione con visite prenotabili alla segreteria del Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera di Padova. Concentriamo sul sintomo, sulla presenza di una massa a livello del collo. Questa può essere la prima spia della presenza di un tumore a livello della mucosa delle vie aerodigestive, e quindi è un sintomo soprattutto nei pazienti a rischio, cioè forti fumatori, forti bevitori, che non va trascurato.